6 milioni di euro arrivati all'Università di Padova per 3 vostre ricerche, ma lei diceva che i soldi appunto arrivano, ma poi i progetti vengono sviluppati, a volte i ricercatori scappano poi all'estero. Sì, ci sono una serie di problemi che dobbiamo urgentemente affrontare, soprattutto chi dirige la ricerca nel nostro Paese, soprattutto il Ministero. E bisogna rendere più competitivo il nostro Paese dal punto di vista di infrastrutture, più laboratori con tecnici che ci lavorano per aiutare chi fa ricerca. Bisogna anche, purtroppo pensarlo ma bene, diminuire assolutamente il carico burocratico, la gestione di questi progetti è pesante, bisogna aiutare il ricercatore che deve essere un ricercatore e non un amministrativo, ci sono persone che sanno fare meglio questo mestiere, bisogna aumentare gli stipendi, sono troppo bassi per essere concorrenziali con altri paesi sviluppati. E poi premiare il merito, assolutamente. Se noi non premiamo il merito, il nostro Paese non sarà competitivo, i migliori vanno via e rimangono quelli che non hanno mercato.